Sarà l'autopsia già disposta dalla Procura di Agrigento a fare chiarezza sulla morte di uno studente cinese di 22 anni, Tianzheng Zhang, iscritto all'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, dove era residente da poco più di un anno. Saranno determinanti anche gli accertamenti mirati per rilevare le impronte digitali sul lungo coltello da cucina che il giovane aveva conficcato nel petto all'altezza del cuore. È un mistero quanto accaduto in una stanza di un affittacamere in Salita Iacono, nel centro storico di Agrigento. Fino a tarda sera nessuna ipotesi veniva esclusa, quella dell'omicidio sembra essere al momento la pista privilegiata, ma non esclude nemmeno il suicidio. Il giovane studente cinese potrebbe aver fatto una sorta di karakiri, squarciandosi al petto con il coltello e finendo per morire dissanguato sul letto del bed and breakfast dove alloggiava. I carabinieri di Agrigento hanno sentito i residenti della zona, dove ci sono tante strutture affittacamere. Nessuno a quanto pare avrebbe sentito urla o rumori sospetti. Porte e finestre dello stabile dove il giovane alloggiava sono state trovate regolarmente chiuse e non forzate. A trovare il cadavere nel pomeriggio sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri sono stati chiamati dai carabinieri, che erano già stati allertati da un paio di connazionali del giovane, che non riuscivano a rintracciarlo, non lo vedevano da giorni ed erano molto preoccupati. L'ultima volta lo studente era stato visto in giro in piazza a Porta di Ponte, per la precisione, dove secondo alcuni testimoni aveva avuto una discussione con delle persone. Era stato venerdì sera e in quella circostanza erano intervenuti anche i carabinieri del nucleo automobile di Agrigento.